Si chiama progetto Strade Sicure. In un anno e mezzo di attività ha prodotto maggiore sicurezza in una città come Padova, in particolare in alcune zone calde come la stazione. Una cinquantina i militari impegnati nella città afghana solo nel 2009, 1825 le pattuglie, oltre 21.600 le persone identificate, di cui 1.700 gli stranieri, 163 gli arrestati, di cui 153 stranieri. Il bilancio parla anche di 290 veicoli controllati, 6 sequestrati, oltre 1.500 gli esercizi pubblici controllati, 437 grammi di stupefacente sequestrati. Sapete che funziona con una pattuglia che si sposta con una jeep e che ha tre soldati e un poliziotto o un carabiniere. E devo dire che la cosa è stata molto efficace perché in molti posti dove avevamo situazioni più di degrado urbano che di problemi di sicurezza, sì, il problema si è risolto, malintenzionati si sono allontanati. Ma adesso cerchiamo di mantenere una forte pressione su tutta l'area della stazione, cioè su una zona che tradizionalmente attrae tutta una serie di soggetti che magari non avendo un'occupazione stabile, non avendo un lavoro, cercano in un punto dove si sposta tantissimo la gente qualche opportunità e qualche volta anche possono commettere dei reati. A fare il quadro della situazione, a porgere i saluti al primo cittadino di Padova, il generale di Corpo d'Armata Mario Marioli, comandante del primo comando Forze di Difesa, impegnato a visitare le città del nord Italia per verificare sul campo il reale impegno dell'esercito, soprattutto rispetto al progetto Strade Sicure. Sì, l'impegno è quello noto, noi copriamo oramai numerose province in tutto quanto il nord Italia, l'attività sta proseguendo ormai da molto tempo, siamo quasi ai 2 anni, sicuramente dei risultati dal punto di vista prevenzione ci sono, mi sembra che sia soddisfazione da parte delle autorità e quindi continuiamo così.